Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Il primo argomento lo vedete qui, relazione sullo stato del leasing e prospettive di sviluppo. L'anno scorso abbiamo parlato insieme e discusso di questa ripresa, di questi segnali incoraggianti che stava dando il leasing alla luce delle novità fiscali introdotte con la legge di stabilità del 2014. Oggi di che cosa parliamo? Oggi cerchiamo di fare un focus su quello che avviene in Europa, come si sta muovendo l'Italia, e poi cerchiamo di vedere insieme quali sono gli scenari e soprattutto di chiusura del 2015 e quelli dell'anno successivo. Innanzitutto, come si muove l'Europa? L'Europa si muove in questo modo, nel senso che il leasing muove dei volumi estremamente interessanti. Stiamo parlando di circa 270 miliardi di euro di nuovi volumi all'anno. Ora, l'Italia in quest'ambito è una delle Big Four, insieme a Germania, Regno Unito e Francia. Rispetto a questi 4 paesi, di fatto l'Italia, e lo vedete nella slide a destra, la vostra destra, di fatto è tra le top 4 il secondo paese per crescita di stipulato nel 2014. Altra cosa, ok, mi devo avvicinare. Altra cosa importante e da vedere è la penetrazione del leasing nei confronti delle piccole e medie imprese. Questo è uno studio dell'Oxford Economics, di cui abbiamo anche dato evidenza come associazione, che fornisce dei dati estremamente importanti. Perché? Perché la percentuale di PMI che hanno fatto ricorso al leasing è cresciuta, lo vedete anche dalla slide, dalla figura di destra, arrivando al 42,5%. Questo stiamo parlando a livello europeo. La penetrazione del leasing sugli investimenti anche lì sfiora il 20%. E in Italia, in questo caso sono dati che abbiamo di fatto condiviso con l'Istat, la penetrazione delle piccole e medie imprese è addirittura superiore al 75% nel nostro portafoglio, proprio a testimoniare di questo abbinamento strettamente importante tra piccola e media impresa e leasing. Ora, in Europa il leasing veramente rappresenta uno strumento, un motore per poter portare alla ripresa dell'economia reale. Ora, per tutta una serie di situazioni, scusate, io sto cercando di abituarmi al telecomando, naturalmente ci sono delle differenze tra il leasing europeo e il leasing italiano. Basti pensare all'immobiliare. L'immobiliare nell'Europa rappresenta solo il 5%, in Italia superiamo il 25%. Parliamo di ROE. In Europa stiamo parlando di circa il 34%, trainato soprattutto nei settori del leasing operativo e soprattutto del renting. Altra grande differenza è la specializzazione che hanno molti degli operatori leasing, a differenza dell'Italia, dove ci sono delle società più generaliste. E poi un altro diciamo dei elementi di differenziazione, che poi saranno anche illustrati in maniera molto più dettagliata da Piero Biagi nell'intervento che avverrà più tardi, è l'alto ricorso al vendor leasing. Altro elemento importante da evidenziare nell'ambito del mercato europeo è che ci si sta sempre più orientando sul cliente.
sul cliente, quindi il prodotto è proprio customer oriented. Nelle discussioni che si stanno facendo anche all'Europe, la nostra federazione europea, in particolare al board, di fatto la concorrenza da che è rappresentata? Ormai si parla che il concorrente è Google, quindi si sta cambiando proprio l'impostazione del prodotto, le strategie, quindi ci attendiamo già nei prossimi anni delle grandi differenziazioni di prodotto. Il ricorso nell'ambito dell'offerta anche a prodotti legati alla mobilità e soprattutto all'alto utilizzo e ricorso della tecnologia. E poi, cosa più importante, che soprattutto in Europa si sta sempre di più concentrando l'idea del pay per use, cioè il bene, anzi il leasing viene visto non come uno strumento per acquisire il bene, quanto invece per acquisire un servizio. Come si muove l'Italia? Ora, la cosa più importante che vediamo, anzi da dove partiamo, ma in Italia come viene considerato in questo caso il leasing? Che poi io questo leasing che cos'è mica l'ho capito. E tu? Eh beh sì, praticamente tu paghi, no? Però quello che compri non è roba tua, è una specie d'affitto. Hai il vantaggio di scalare sulle tasse. Insomma, un meccanismo diabolico per il quale spendi tutto quello che hai ma sei convinto di aver risparmiato. Non è male, no? No. È un meccanismo diabolico. Ora, ridendo e scherzando, voi sapete, anzi, soprattutto i miei consiglieri sanno di quanto... Ok. Sono state messe le slide vecchie, non quelle che ho mandato ieri. Comunque va bene. Partiamo, meccanismo diabolico. Partiamo però da un elemento fondamentale, cioè di fatto noi stiamo ancora parlando di un contratto atipico, innominato. Io avevo i pantaloncini corti, vedevo il leasing diciamo da un'altra ottica ed era un contratto atipico, un contratto innominato. Oggi c'ho un po' di pancetta in più, qualche annetto di più, e però di fatto stiamo sempre parlando di un contratto atipico, un contratto innominato, dove nell'ambito degli interventi, comunque anche dei confronti istituzionali, dall'altra parte ancora mi si dice è perché c'è il leasing traslativo, è perché c'è il leasing di godimento. In Europa, quando parliamo di queste cose, si mettono a ridere, dal momento che dall'altra parte c'è comunque un soggetto che finanzia di fatto un bene, non me lo sta vendendo. Quindi c'è da fare veramente tanto. Partiamo da questo strumento diabolico, ma è veramente diabolico? Secondo me no, più che altro perché? Perché lo dimostrano i dati, cioè il leasing di fatto ha una stretta correlazione con quelli che sono gli investimenti. Qualcuno, anzi uno dei presenti ha sempre detto e ribadisce che di fatto il leasing soffre quando l'economia soffre, anzi soffre di più. Perché? Perché dall'altra parte abbiamo la partita IVA, no? E quindi colui che deve utilizzare un bene. Naturalmente nel momento in cui non investe non ricorre al leasing, però il leasing ti permette di ripartire e quindi quando riparte il leasing riparte di fatto anche l'economia reale. È uno slogan, ma di fatto è la realtà, lo dimostrano anche i dati dell'Istat, proprio anche della stretta correlazione che c'è tra gli investimenti e gli investimenti in leasing. Ora, a conferma di quanto sto dicendo, abbiamo i dati relativamente agli ordini che vengono effettuati in questi mesi. Il Centro Studi di Confindustria ha proprio pubblicato nei giorni scorsi gli ultimi dati sugli ordinativi e che confermano comunque una ripresa. Prima ho fatto vedere una slide dove addirittura anche la stessa Banca d'Italia sta dicendo che l'economia sta ripartendo, un cauto ottimismo per il 2015 e un'ampia ripresa nel 2014, quindi se lo dice Banca d'Italia da questo punto di vista possiamo anche non più incrociare le dita.
il rapporto che c'è tra leasing e di fatto soprattutto PMI è rappresentato anche dall'alta penetrazione che ha il leasing nella nuova Sabatini. Ora, i dati che ha diffuso il Ministero dello Sviluppo Economico nel primo semestre del 2015 dimostrano di quanto il leasing sia importante soprattutto nel settore delle macchine utensili. Tenete presente che l'80% di leasing che sono stati fatti con la nuova Sabatini sono stati proprio su macchine utensili. Stiamo parlando poi di numeri di nuova Sabatini dove, fatto 100 gli investimenti in nuova Sabatini, il 30% sono stati fatti in leasing. È poco, è tanto? A mio giudizio è tanto, anche perché sono poche le società di leasing che in questo momento hanno la possibilità, quindi non è che non vogliono, hanno la possibilità di poter finanziare tramite la nuova Sabatini, dal momento che attualmente, in attesa che venga pubblicato questo benedetto decreto attuativo che consentirà di erogare la nuova Sabatini senza la provvista CDP, al momento solamente 14 società di leasing finanziano con la nuova Sabatini. Che cosa sta facendo il leasing? Guardate a partire dal 2014 la dinamica trimestrale del leasing. Il leasing sta comunque, possiamo dire che è ripartito, ma tra mille difficoltà posso dire di sì. Cioè, i dati comunque ormai, il trend è sempre, stiamo sempre parlando di almeno tra un 10 e un più 15% mensile rispetto ai mesi precedenti. Adesso abbiamo, una decina di giorni fa, abbiamo chiuso agosto e la prossima settimana chiuderemo anche i dati di settembre. Sicuramente sta andando molto bene il settore dell'auto, dove però c'è anche un'alta concentrazione, soprattutto per le autovetture, del renting a medio e lungo termine, e soprattutto una forte spinta da parte delle cosiddette finanziarie di marca, che stanno appunto, hanno un'alta penetrazione, quota di mercato nel leasing auto. Così come si stanno facendo anche diverse operazioni sull'autotrasporto grazie alla nuova Sabatini. Dopodiché da marzo del 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto la nuova Sabatini anche al settore dell'autotrasporto. Sullo strumentale, lo strumentale è positivo, sta comunque consolidando questa crescita, anche qui il leasing operativo ha dà dei segnali sicuramente più che positivi. Risale un mercato di nicchia che è quello della nautica. Naturalmente stiamo parlando di un comparto che nel 2007 faceva qualcosa come 2 miliardi e mezzo, nel 2013 ha finanziato 150 milioni di euro, quindi quest'anno abbiamo raggiunto già i 200 milioni, però certo stiamo sempre parlando di uno 0,1% rispetto a quello che è lo stipulato leasing. L'immobiliare nel 2014, grazie soprattutto alle novità fiscali del 2014 della legge di stabilità, ha segnato un più 38%, più 38% sicuramente incoraggiante, e negli ultimi mesi ha un po' frenato, quindi di fatto non possiamo parlare di un segnale positivo. Comunque ha dato segnali positivi invece il cosiddetto leasing in costruendo su delle fasce più alte di importo. Andiamo a vedere adesso quelli che sono gli scenari per il 2015 e di chiusura. Intanto l'operazione, facciamo subito delle comparazioni tra Italia ed Europa. Tra Italia ed Europa, come potete vedere, stiamo parlando di due prodotti estremamente diversi. Guardate che quello in Italia, il taglio medio dell'operazione, così come in Europa che è relativamente molto più basso. Ci sono anche delle differenti valutazioni del merito di credito, molto più automatizzato in Europa rispetto a quello che avviene in Italia.
ci sono anche dei soggetti diversi che operano in Italia così come in Europa. Vi faccio un esempio. In Italia abbiamo intermediari finanziari vigilati, ormai anzi sono tutti vigilati, quasi tutti, adesso le 106 dovranno di fatto iscriversi nei primi mesi del 2016, abbiamo banche di emanazione italiana e estera, abbiamo succursali di banche estere e poi abbiamo le società commerciali che operano nel leasing operativo. In Europa è la stessa cosa? No, in Europa anche lì abbiamo invece, ad esempio in Germania, che è il paese dove di fatto maggiormente ci andiamo a confrontare, la maggior parte delle società non sono vigilate. In Francia sono più banche, però in Italia c'è un problema. In Italia di fatto abbiamo una vigilanza equivalente alle banche, cosa che all'estero non è così. In Francia hanno introdotto la vigilanza semplificata, in Spagna hanno introdotto la vigilanza semplificata e quindi diciamo stiamo parlando di dati positivi nonostante una grossa difficoltà da parte degli stessi operatori per poter operare. E stiamo parlando di ripresa, quindi si sta finanziando in qualche modo di più, però di fatto ci stiamo scontrando con un regulator che non sta applicando una vigilanza alla stregua di quello che avviene negli altri paesi europei. Tornando al mercato, andiamo a vedere come cambiano il punto di vista delle società a seconda della loro emanazione italiana o estera. Allora, innanzitutto, e questo lo potete vedere da questi tre grafici, di fatto cambiano a seconda dell'emanazione, quindi società di leasing di emanazione italiana, società di emanazione estera, cambia anche l'approccio sul prodotto. Ci sono delle società che sono specializzate, soprattutto quelle estere, quindi non sono generaliste ma sono focalizzate su determinati prodotti. Quelle di emanazione italiana invece di fatto finanziano, sono anche cosiddette generaliste perché finanziano di fatto tutte le tipologie di beni. Cambia anche in questo caso il taglio medio dell'operazione. Nel caso di società di leasing di capitale nazionale, come potete vedere, l'importo medio è 100.000 euro, che si abbatte notevolmente nel caso di società di leasing di emanazione estera. Guardate invece sul grafico alla vostra destra come è cambiata la penetrazione delle società di leasing di emanazione estera 5 anni fa rispetto ad oggi. È cresciuta notevolmente. Di fatto è cambiata anche il ranking. Noi adesso abbiamo tra le prime 3 2 società di leasing di emanazione estera. Volendo schematizzare, la cosa più semplice è schematizzare, poi naturalmente il fatto di andare a schematizzare è anche suscettibile di ulteriori critiche, però oggi possiamo in qualche modo distinguere il panorama delle società di leasing che operano in Italia in questa maniera. Cioè abbiamo delle società di leasing che vedono comunque il prodotto sempre più corporate e società di leasing invece che considerano il prodotto come retail, guarda caso sono di fatto di emanazione estera, con delle caratteristiche, no? A seconda di come ci andiamo a posizionare. Nel primo caso canale bancario, maggiore integrazione nella struttura della capogruppo e quindi passaggio di sempre maggiori aree all'interno della capogruppo, operazione di finanza strutturata e poi focalizzazione su operazioni di big ticket anche nell'equipment e anche nell'immobiliare, a scapito di altri prodotti. Anzi, addirittura alcune di queste società, abbandonando ad esempio alcuni prodotti, vedi l'auto, in questo momento stanno distribuendo il prodotto auto tramite degli accordi con società di noleggio a lungo termine. Nel caso invece di prodotto retail,
cambia di fatto il canale, non più bancario, canali agenti e fornitori, una maggiore autonomia dalla capogruppo, e questo, diciamo, in un'ottica sempre più europea, maggiore specializzazione. Quindi sono create delle società prodotto e ad esempio non solo nel leasing, ma vengono anche create delle società prodotto nel noleggio a lungo termine. E poi focalizzazione solo su alcuni comparti. Molte di queste società l'immobiliare non lo fanno proprio, ma sono concentrati sullo strumentale oppure esclusivamente sull'auto. Guardate come è cambiata la quota di mercato da 5 anni fa, quindi dall'agosto del 2010 all'agosto del 2015. 5 anni fa di fatto 2 società di emanazione bancaria italiana avevano una quota di mercato che arrivava quasi al 40%, oggi risulta essere inferiore al 20%. Altro dato interessante è che di fatto la concentrazione delle cosiddette big player nel ranking risulta essere enormemente sceso. Possiamo anche dire che in un'ottica anche ottimistica, quindi c'è una maggiore concorrenza. Sono cambiate ad esempio anche le cosiddette società che primeggiavano nei singoli comparti. Cioè oggi non abbiamo più una società che domina tutti e 4 i comparti, no? Auto, strumentale e immobiliare, aeronavale. Di fatto abbiamo comunque società diverse che primeggiano in questi ranking. Come dobbiamo andare? Come possiamo andare verso un modello europeo? Allora, ormai di stimoli ne stiamo ricevendo tanti. 2 giorni fa abbiamo tenuto una riunione come Assilea insieme ai direttori commerciali all'EMO 2015, che è la più grande fiera internazionale delle macchine utensili. Alcuni di voi erano presenti e siamo usciti di fatto con diverse stimolazioni da parte dei presenti. In particolare mi ha colpito molto un'affermazione che ha dato la rappresentante di UCIMU, che è l'associazione proprio italiana delle macchine utensili, in cui ha detto: per noi il leasing è fondamentale e il 90% dei miei clienti chiede il leasing. Notizia bellissima. Però ha detto anche un'altra cosa: ci dovete sostenere, ci dovete stare dietro. Questo è purtroppo la cosa più importante, perché di fatto stanno chiedendo di essere sostenuti e hanno un'alta considerazione del leasing. Però il leasing, così come è oggi, non va più bene. Dobbiamo andare verso il modello europeo. Quindi stiamo parlando di supportare queste aziende all'estero, e alla fin fine sono poche le società di leasing che fanno questo tipo di attività. I prodotti complementari, cioè scordiamoci di parlare di full leasing solo perché diamo l'assicurazione, non c'entra niente. Vanno forniti ulteriori servizi complementari nell'ambito del leasing. Canali. Abbiamo parlato prima di Google, prima di arrivare a Google c'è qualcos'altro da mettere a posto in Italia, però dobbiamo tendere verso questo tipo di canali, ma sempre Banca d'Italia permettendo. Innovare. Allora, il Presidente di Confindustria Piccola Industria ripete spesso innovazione, innovazione, innovazione. Ecco, noi abbiamo l'opportunità di sostenere le piccole e medie imprese proprio tramite i nostri finanziamenti. I settori, anche qui, il fatto che alcuni settori vengano abbandonati
io la vedo come un bene, sarò un pazzo, però la cosa più importante è quello che avviene in Europa, è specializzarsi in alcuni comparti, solo così si riesce in qualche modo anche a generare redditività. Purtroppo noi veniamo da una storia, quella dal 2007 ad oggi, che sembra ad alcuni non abbia insegnato nulla, però di fatto solo tramite un'alta specializzazione si riesce a generare reddito. Altro lo lascerei a voi a livello di considerazioni. Oggi sarà una giornata estremamente intensa. La prima parte della mattinata parleremo di prodotti, parleremo di come stimolare le imprese tramite il leasing. Poi la seconda parte della giornata parleremo magari delle criticità più di natura rischio, legali, però sarà una giornata estremamente intensa. Io spero in questa mezz'ora di avervi dato più che altro delle imprecise certezze che in qualche modo potranno essere poi anche chiariti dai relatori che verranno dopo. Spero sicuramente di darvi un arrivederci per l'anno prossimo, quando parleremo di magari una nuova norma sul leasing, dove non ci sarà più Pozzetto che dirà uno strumento diabolico, ma invece di uno strumento che è diventato tipico, che è nominato e dove viene riconosciuto che la società di leasing di fatto sta facendo un finanziamento e non sta vendendo un bene. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.